Consorzio Golfo dell'Asinara è nato abbastanza giovane, è nato per iniziativa di una serie di imprenditori che operano nel settore turistico e che si affacciano sulle sponde proprio del Golfo dell'Asinara. Quindi a partire da Stintino, Porto Sassari, Sorso e Castelsardo, e si propone come obiettivo quello di organizzare eventi in quest'area che negli ultimi anni è stata piuttosto trascurata, pur avendo al suo interno delle risorse non solo turistiche ma anche di altro genere, culturali, ambientali, storiche, enogastronomia, che è una cosa molto importante. Quindi noi ci siamo proposti di attivarci per mettere in evidenza questo territorio. Questa è la nostra missione principale. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di attirare traffico turistico che poi si riverbera sulla presenza negli alberghi e anche nel territorio, che sappiamo benissimo che ci sono delle ricadute economiche importanti. Siamo riusciti in questo intento con questo Festival Diving che ci ha visti partecipare l'anno scorso come partner e quest'anno come protagonisti. Ritengo che sia un grande successo l'aver messo insieme, forse per la prima volta, tutti i comuni che si affacciano sulle sponde del Golfo dell'Asinara, a partire, ripeto, da Stintino arrivare a Castelsardo. E non è semplice perché di solito ognuno progetta e promuove iniziative per il proprio territorio. Noi invece abbiamo voluto fare una cosa che li accomunasse tutti e ci siamo riusciti, perché abbiamo trovato consensi da parte di tutte le amministrazioni che ci stanno seguendo, ognuna a modo suo, ma ci stanno dando un grosso contributo.